sul meno 9 la squadra ha tenuto la barra dritta e non era facile con 3 minuti e spiccioli da giocare. È la cosa che la rende più orgogliosa, oltre ovviamente al raggiungimento di questo traguardo. È stata forse anche la cosa più difficile di questa partita? Beh, è stato tutto difficile in questa partita. È stata una partita logicamente condizionata dalla temperatura, dal momento dell'anno, la 50esima e passa partita. Montecatini è una squadra molto preparata dal punto di vista difensivo e ci ha tolto molta fluidità. Io vi do dei dati e in una partita come questa i dati però poi bisogna sempre saperli leggere. Noi chiudiamo questa partita avendo preso più rimbalzi, tirato più tiri liberi e fatto più tiri dal campo. Secondo me sono 3 dati di energia che fanno la differenza, soprattutto quando arrivi a giocare il 22 giugno. L'altro punto è che è vero che noi eravamo andati a meno 9, ma avevamo preso una bomba dell'uomo da 9 metri all'ultimo secondo, un'altra bomba, se non sbaglio, di Benitez abbastanza fortunosa. Perciò non era un momento in cui eravamo in defiance dal punto di vista del gioco, era un momento in cui loro venivano premiati perché buttavano dentro tiri particolari per bravure individuali. Quello che ho detto alla squadra, ho detto guardate, è ancora lunghissima, non mancano 4 secondi, mancano quasi 4 minuti, c'è tempo, voglio dire, dobbiamo avere pazienza, dobbiamo difendere e giocare, e questo è stato fatto. Se voi pensate che penso che negli ultimi 4 minuti del tempo regolamentare più il supplementare, il parziale è stato di 25-7 se non sbaglio, e questo secondo me è un dato che va a favore dello spirito, della resistenza, perdonatemi il termine, delle palle quadrate che abbiamo avuto, perché una squadra solo se ha veramente grandi attributi riesce a fare questa cosa. Poi, come ha detto giustamente Federico, ci sono gli episodi. Io non credo che si debba arrivare a questo punto dell'anno per fare delle valutazioni tecniche in una partita che finisce al supplementare, perché una partita che finisce al supplementare di fondo dal punto di vista tecnico finisce pari, poi dopo è i falli, il fischio, la palla che rotola, il canestro, e vengono fuori anche delle qualità individuali. Mazzucchelli non è la prima volta nell'anno che fa un finale di partita così importante. A Giordano, anche se all'inizio ha sbagliato tutto, essendo un giocatore giovane che non aveva mai giocato per questo genere, tutto continuare ad attaccare, non smettere, perché è il tuo mestiere. E poi Contento, che è uno dei giocatori di maggior talento della Lega, ha fatto un paio di giocate da contento. Tra l'altro prima aveva sbagliato un tiro da 3 punti dove la palla ha fatto pum pum pum, se no, e per cui questa è stata la cosa. La partita si è, tra virgolette, in un contesto di sostanziale parità, sviluppata su prima i canestri degli uomini Benitez, poi i canestri di Mazzucchelli. Cioè, è stata una partita così, una partita che fondamentalmente è stata in pareggio. È logico che è la crudeltà di un gioco che non ammette il pareggio, la crudeltà di una partita secca, e questo è. Noi siamo molto contenti di averla vinta. Quando arrivai a Mestre a novembre dissi alla squadra al secondo allenamento: sono qua per fare qualcosa di importante e lo voglio fare, non mi interessa la posizione classifica, che in quel momento era assolutamente grandemente deficitaria, poi con una serie di scontri diretti persi in casa, cioè c'erano tutti i prodromi per fare comunque, perché per metterla a posto fosse veramente complesso. Alla fine siamo riusciti a metterla a posto grazie all'equilibrio della società, grazie alla serietà dei giocatori e alla loro voglia di non mollare, per cui ripeto, noi siamo veramente contenti. Io in primis sono contento, ho detto alla squadra prima della partita che li mettevo già nella mia Hall of Fame delle squadre che ho allenato, perché erano riusciti a uscire da soli da situazioni veramente complicate, per cui non possiamo che essere felici. Diciamo che adesso la palla passa al club, perché organizzarsi per la Serie A è complicato, e adesso per i prossimi 2 mesi il vero centro focale sarà tutta l'attività del club, e un pensiero secondo me va a Montecatini. Io ho lavorato insieme ad Andrea Lucchi, che è una persona di una serietà pazzesca, un manager capace. Sono praticamente cresciuto fin da ragazzo con Federico Barsotti, che conosco molto bene, e voglio dire, ha fatto un lavoro straordinario. Una squadra che arriva a 3 anni di fila a giocarsi
la partita decisiva per l'accesso al campionato. Va bene, poi rimane il fatto ma hanno perso 3 volte in fila, no, sono arrivati 3 volte in fila in finale in un campionato che si sta alzando di livello con squadre importantissime, per cui tanto di cappella loro perché hanno fatto l'ennesima stagione molto importante, e un applauso al nostro pubblico, al mio club e ai miei giocatori per la stagione che è stata fatta e per quello che spero continueremo a fare insieme. La squadra ha avuto l'intelligenza cestistica e non di cavalcare i momenti importanti di alcuni giocatori, Giordano, Contento, Mazzucchelli nell'overtime, ma mi vengono in mente i tocchi sporchi di Galmarini che ha rimesso tanti palloni con i secondi tiri. Poi c'era stato un momento di Armando che ha fatto 2 o 3 canestri in fila. Esatto, cioè ha avuto l'intelligenza proprio di dire vado da lui perché questo è il suo momento, cambia il momento, vado da lui. Quindi vi dico una cosa di questa squadra. Mazzucchelli, Contento e Romando sono 3 giocatori che partirebbero in quintetto in tutte le squadre di questa Lega. Sono venuti a me a un certo punto nell'anno e mi hanno detto in momenti diversi fammi partire dalla panchina, perché Mazzucchelli ha detto secondo me se mettiamo sempre in quintetto Rubini vedrai che giocherà meglio. Contento mi ha detto Giordano ha un'energia diversa da me, fammi partire dalla panchina che così ci intendano le cose. Romano mi ha detto in un momento importante abbiamo bisogno che lo biondo torni a giocare, aveva fatto un brutto infortunio, era stato fuori, io quando sono arrivato ero ancora infortunato, per dire non l'ho avuto all'inizio. E quando una squadra da sola arriva ad assestarsi e a riconoscere quelle che sono le priorità e mette il noi davanti all'io, secondo me è una cosa che marca le stagioni, che voglio dire ti fa capire quanto questi giocatori hanno capito come si sta dentro una squadra e quali sono le priorità. Loro l'hanno capito perfettamente, poi diventa facile fare quello che ha detto lei, perché conosco i miei compagni, stai giocando bene, ti do 5 palloni in fila, tanto so che se poi gioco bene io tu mi dai 5 palloni in fila. Noi giochiamo così, giochiamo un pochino per obiettivi, quando accendiamo un giocatore lo andiamo a cercare, ma non tanto perché lo dico io, perché loro hanno capito che questo è un modo vincente di fare. Coach, grandissimi meriti alla società, naturalmente grandissimi meriti ai giocatori, però grandissimi meriti anche a lei, da quando è arrivato, come un po' accennato, ma giustamente non l'ho voluto dire, lo dico io, ha svoltato la stagione, la sua squadra è andata anche crescendo, anche quello che sta dicendo adesso, credo che serva la sua fiducia per permettere ai giocatori anche di fare queste considerazioni di questo genere, perché per grandi meriti la ringrazio, guardi. Io sono arrivato all'inizio, vincevamo, perdevamo, penso che una svolta ce l'abbia data l'innesto di Giordano. Quando è finito aspettiamo. Sì, grazie. Molti magari avrebbero preso uno straniero, invece io ho convinto da un ragazzo giovane così ci avrebbe dato qualcosa di importante, poi un ragazzo di Marghera, voglio dire, perciò di Mestre c'erano 1000 motivi per prenderlo e lì è stata brava la società a darmi fiducia, perché altri avrebbero detto no Mattia guarda prendiamo un giocatore vero, più importante, perché noi abbiamo certe ambizioni. Dopodiché tenete conto di questa cosa, vi do un dato: noi abbiamo vinto prima nei playoff 9 partite su 10, la nostra posizione è cambiata di un posto in classifica, per dire, cioè abbiamo evitato il play-in arrivando direttamente ai playoff. Anche questo era frustrante perché i giudici continuiamo a vincere e non arriviamo. Poi abbiamo fatto il playoff che abbiamo fatto, siamo arrivati fin qua. Io credo che il mio unico vero merito, perché uno dice gli allenati, ma tutti gli allenatori vanno in palestra, allenano, non è che uno lo allena meglio degli altri o fa più degli altri, perché è folle, a 50 anni sarebbe folle pensare così, sia stato quello di dire loro ricordatevi che siete forti, non importa la classifica, ricordatevi che siete forti e noi ci alleniamo per dimostrare che siamo forti, non che siamo forti a dicembre, a gennaio, per arrivare. Io ho detto loro guardate c'è un momento in cui inizieremo a vincere e noi arriveremo pronti nella parte finale dell'anno se facciamo determinate cose. Ecco, penso di aver, come dicono gli americani, pavimentato la strada da quel punto di vista. Poi è logico che se non hai dei giocatori che ti seguono, un club che ci crede, anche il più grande allenatore del mondo è debolissimo. Io ho fatto questo, una cosa che penso di aver fatto spesso in carriera, nel fatto di convincere la gente a dire facciamo questa strada, tutti sulla stessa pagina, mettiamo la testa bassa e andiamo e la alziamo quando qualcuno ci butterà fuori dal campionato. Questo è stato fatto, però ripeto, se non c'è qualcuno che ti segue, tu corri una via da solo e sei da solo, e invece c'è bisogno che ci sia un club da dietro che compatta e una squadra che voglia farlo.
Posso andare a festeggiare? Dite. E stasera, tutta maestra, in piazza? Un tifoso mi ha detto in settimana: guarda che se vinci è un attimo passare da Piazza Ferretto a Piazza Ferrari. Però no, adesso festeggeremo. Io stasera ho una moglie e una figlia che mi aspettano a casa. Prima mi è stato chiesto a chi dedico la vittoria. Logico che la vittoria è per i tifosi, per la città, per la società, per i giocatori, però da parte mia la vittoria è per mia moglie principalmente, perché quando vai lontano da casa e tu hai una bambina piccola a casa, lo sforzo che deve fare la persona che condivide con te è pazzesco, e mia moglie si è fatta un mazzo tanto, veramente un mazzo tanto, per permettermi di fare il mio lavoro bene, per permettermi di stare tranquillo e di arrivare a questo risultato. Perciò adesso la mia famiglia si merita che io stasera torni a casa e con le dovute pause, però per i prossimi 2 mesi mi dedichi solo e soltanto loro. Non è che se lo merita, lo voglio fare io e lei se lo merita tantissimo, per cui adesso andrò a fare una bellissima doccia, spero di andare a festeggiare con la mia squadra mangiando più o meno un tavolo, e poi in nottata arrivo a casa, do un bacio a mia figlia, mi metto a letto con mia moglie e domani mattina alle 8 si ricomincia la vita di quelli normali.